Parlare di infiltrazione per il Veneto credo che sia improprio. In realtà ci troviamo davanti a una situazione nella quale le organizzazioni criminali strutturate, tradizionali, sono già presenti da tempo. Ci sono delle porte attraverso le quali sono passate, il Veneto ha però degli anticorpi, la realtà è una realtà tendenzialmente sana. Tuttavia anche recentissime decisioni giurisprudenziali hanno dimostrato dell'esistenza di organizzazioni criminali strutturate, di insediamenti mafiosi, in particolar modo calabresi, in Veneto. In Veneto non si può parlare di infiltrazioni mafiose, ma di presenza. L'ha detto oggi il prefetto Messina, direttore centrale anticrimine, a margine della cerimonia di saluto al commissario capo della squadra mobile Fabio Zocco a Venezia. Bisogna evitare che questo in qualche modo porti a una colonizzazione del territorio come è successo in altre realtà del nord Italia, l'Emilia, il Piemonte, la Lombardia. La fatturazione falsa, il traffico di stupefacenti, lo spaccio massivo in particolari realtà, le cosiddette piazze di spaccio, sono sostanzialmente reati spia che per la dinamica, diciamo, caratteristica di questo territorio bisogna che le forze dell'ordine monitorino e contrastino adeguatamente. Fondamentale è l'attività preventiva, soprattutto in questo particolare momento. L'imminente avvio di una stagione virtuosa che porta al conferimento di somme di denaro e finanziamenti nell'ottica del PNRR induce inevitabilmente ad approfondire questa azione di contrasto preventiva che tutte le forze dell'ordine, non solo la Polizia di Stato, devono svolgere per impedire che questa torta che fa gola alle organizzazioni criminali possa essere oggetto di un assalto da parte di questi gruppi.